Piccoli restauratori lavano frammenti di ceramica sul prato che protegge lo scavo di un antico santuario. Ultimo centro estivo prima della scuola, un appoggio per i genitori al lavoro, un seme di passione gettato nel futuro dei figli. A pochi metri vedono i ricercatori dell'Università di Padova, sotto la guida di Michele Cupitò, sondare i dintorni dell'area sacra. Qui i veneti adoravano il dio che ha dato il nome ad Altino, Venezia primigenia affacciata alla laguna. Lo scopo dell'indagine dell'Università di Padova, che è un'indagine interdisciplinare, quindi facciamo carotaggi, prospezioni geofisiche, è quello di indagare la presenza di livelli di abitato precedenti al santuario stesso. Marianna Bressan dirige il Museo Archeologico Nazionale di Altino. Con i resti della città venetica e romana è un luogo di memoria e di scoperta e spazio della comunità. Il museo è la casa delle persone, prima di tutto, delle persone che abitano da queste parti. L'altro aspetto è quello della ricerca, perché il museo è anche un posto vivo anche in questo senso. Un restauratore c'è davvero, sono rimasti in due e non si vede rimpiazzo. Michele Pasqualetto prepara le sculture per la mostra che aprirà il 21 settembre. Si intitola Antenati Altinati. Cercheremo di dare la parola ai reperti, cioè alle persone raffigurate o raccontate in queste sculture. La stele funeraria di un bambino di 8 anni, il corno per il vino del banchetto. Certo che parla il Museo di Altino, racconta il lutto e la festa, il rango, la vanità e ispira ancora i vetrai di Murano.